La nostra polizia locale è uscita da febbraio per ben 26 volte e in queste 26 volte non ha mai riscontrato nessun tipo di violazione di tipo amministrativo. Altro che area non sicura. L'Isoletta sul Meschio è tra i punti più controllati di Vittorio Veneto. Questa è la risposta al titolare del vicino pub che lamenta da tempo presenze poco gradite davanti al locale che ha aperto qualche anno fa, probabilmente all'oscuro delle frequentazioni già presenti. Siamo nella parte a sud della città, lungo la bretella che porta all'ospedale di Costa. E da quando, sotto questo ponticello, molti anni fa lo spazio è stato attrezzato con delle panchine, poi è diventato punto di riferimento per persone che non studiano e non lavorano. Gente che sicuramente non attrae clientela, ma che è in regola con la legge e quindi libera di sedersi sulle panchine. Quasi tutti i casi particolari, seguiti dai servizi sociali, come la giovane che ha creato un po' di scompiglio sabato pomeriggio, peraltro subito ridimensionato dall'immediato arrivo dei carabinieri. L'episodio di sabato appunto si riferisce a questa persona che ha delle fragilità, che è attenzionata dai servizi sociali e anche dalle forze dell'ordine. Purtroppo di queste persone ce ne sono in qualsiasi città e naturalmente creano disagi, creano anche situazioni così un po' di pericolo se vogliamo, però facciamo quello che riusciamo a fare. Questo non significa che su quell'isola stazioni una baby gang, sottolinea Bagliana, che per l'area sta già provvedendo con iniziative verso una sorta di pacifica occupazione. Innanzitutto invitando le persone a frequentare questi parchi, a sedersi, a leggersi un libro, ad ascoltare la musica e quindi a frequentarli. Secondo, con iniziative magari proprio messe in piedi dall'amministrazione comunale. E terzo, anche la proposta che abbiamo fatto al gestore del locale di prendersi a cuore questo parco e di poterne usufruire direttamente.